Buongiorno ai convegnisti, ben arrivati a Venezia. Questo piccolo seminario era stato pensato dall'Istituto Italiano per la Storia della Musica e poi assieme all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, affinché avvenisse il 15 aprile, vale a dire nell'esatta ricorrenza del funerale veneziano. Di quel funerale veneziano che tutti ricordano, pochi ci sono stati, ma tutti lo ricordano, e che per me personalmente aveva significato una fortissima tentazione di marinare il liceo a Verona per venire a Venezia e parteciparvi e partecipare anche al concerto a San Giovanni e Paolo. La cosa lì per ragioni meramente scolastiche non funzionò, però la settimana dopo, un sabato, sentii il bisogno di venire a Venezia e di andare a questo punto sia a San Giovanni e Paolo sia al cimitero. Per i veneziani, ma per i veneti anche, e per tanti altri italiani, la predilezione di tanti artisti, e in particolare di un artista così significativo, così emblematico per i nostri luoghi, è sempre stata momento di stimolo e direi a tratti anche di entusiasmo. E quindi è abbastanza naturale che l'istituto presso Santa Cecilia, che si chiama Istituto Italiano per la Storia della Musica, non Istituto per la Storia della Musica Italiana, e che fu voluto con una legge negli anni 30 affinché desse il punto di vista italiano sull'intera esperienza della storia della musica, ricordasse questo momento così particolare di chi ha già avuto un funerale a New York e ne volle un altro a Venezia. Famiglia forse, ma lui stesso lasciò detto di volerlo a Venezia per poi essere tumulato qui. Al tempo stesso l'Istituto Veneto, di cui dell'Istituto della Storia della Musica sono presidente, ma nell'Istituto Veneto sono componente, è molto lieto di partecipare a questa iniziativa perché nella sua destinazione vi sono le scienze, le lettere e le arti. E forse questo terzo elemento, questo terzo piede, diciamo così, è quello che qualche volta cammina meno veloce degli altri due. È più difficile in sostanza elaborare approfondimenti scientifici mirati sulle arti e mirati sulle arti in modo, diciamo così, non meramente erudito. E questa è l'occasione, invece, per proporne uno che non vuole essere assolutamente meramente erudito. Prova ne sia che nella versione originaria che proposi al maestro Panni, che ebbi modo di conoscere pochi mesi prima per il felice intervento di un comune amico pugliese, Vescina, l'idea era quella di fare il seminario il 15 aprile e poi con un vaporetto, quasi in incognito, senza tante autorizzazioni amministrative, recarsi sulla tomba di Stravinsky, che significa anche sulla tomba di Diaghilev e della moglie di Stravinsky, per eseguire in semplicità qualcosina che, se davvero esiste ancora qualcosa lì sotto che ricorda quel grande compositore, o se nell'aria c'è ancora qualcosa del suo amore per Venezia, non poteva che essere, diciamo così, nelle corde del luogo e nelle corde del medesimo onorato, ma soprattutto nelle corde nostre, perché è per noi che saremmo andati al cimitero di San Michele, luogo così bello, per suonare qualche cosa e in sostanza offrire quello che nel Seicento si sarebbe chiamato un tombeau, ma non solo un tombeau musicale come quelli del Seicento, anche una riflessione che è quella che piano piano siamo venuti organizzando e che ci sembra di poter dire che è molto ben stagliata, si svolge secondo un programma molto ben articolato, che postula una semplicità di interventi e anche un certo spazio per il dialogo,
per la discussione, perché no, ove fosse possibile, anche per un certo tasso di polemicità che non sarebbe del tutto estraneo, del resto, alla mentalità dell'onorato, il quale, ai miei occhi, ha sempre ricordato una sorta di parallelismo, sì, come suol dirsi con Picasso, ma soprattutto con Nabokov. Non il Nabokov cugino che si fece promotore di tante sue iniziative e ne divenne in qualche misura il finanziatore a tratti anche un po' equivoco per il fatto che era fortemente legato al governo degli Stati Uniti e forse anche direttamente alla CIA. E quindi tutta una serie di mezzi finanziari erano stati anche elargiti con una certa larghezza, vedendo in Stravinsky un emblema, diciamo così, dell'antisovietismo. Ma il parallelismo che io colgo è col Nabokov Vladimir. Il Nabokov Vladimir che pure ha avuto tante stagioni, che ha avuto un'esperienza di vita molto simile e che a un certo punto si distingueva per le sue intransigenze. Lui ha raccolto una serie di suoi contributi in un volume che si chiama Intransigenze e sono contributi tutti molto felici, in molti dei quali Stravinsky si sarebbe perfettamente riconosciuto. Stravinsky ebbe una vicenda diversa, si incontrò a un certo momento, come sappiamo, con Kraft, ne vennero fuori delle memorie dettate, ma poi fortemente rimaneggiate, in tante occasioni inaffidabili, che forse non ne hanno riflesso fino in fondo il carattere non poi così pestifero, e però non ne hanno riflesso fino in fondo neppure le vere intransigenze che certamente egli aveva. Mi avvio a concludere questo piccolo saluto introduttivo a nome di tutti e due gli istituti. È interessante quella stagione in cui Stravinsky comincia a sentirsi isolato, superato, soffre spiritualmente, si accorge che ormai i giovani lo consideravano acqua passata, mentre lui era ancora vivo, vegeto, vecchio sì, ma ancora molto operoso e pieno di idee, e subì soprattutto, come tutti ricordano, gli attacchi talora ingenerosi in salsa gauchista, diciamo così, quella salsa gauchista che a Parigi era molto diffusa all'inizio degli anni 50, il clima della Parigi dell'inizio degli anni 50 non ha bisogno di essere evocato, da parte di una persona di notevolissima consistenza intellettuale, oltre che musicologica, oltre che musicale, e cioè di Pierre Boulez, col quale, a differenza che con altri, ritenne però di dovere piano piano entrare in dialogo quasi da apprendista, facendosi all'inizio sulle sue composizioni di Boulez, come ricordate, far spiegare, far comprendere la logica del nuovo linguaggio dodecafonico. In questo anche Kraft aiutò, perché Kraft, da bravo allievo delle università americane, era certamente molto aperto e molto preparato anche a questa nuova dottrina e nuovi credi. Bene, quella è una stagione della vita di Stravinsky, da cui poi alla fine sono nate le composizioni, non il Rijksprogres evidentemente, ma quelle successive, tipicamente veneziane, che io trovo di grandissimo interesse culturale, musicologico e direi umano. Cioè una persona che ha avuto un enorme successo, un successo che oggi noi facciamo fatica a dimensionare, ma che fu enorme. Ricevimenti alla Casa Bianca, autografi chiesti a lui anche da persone moltissimo importanti che non sono solite chiedere autografi, anche da parte di Frank Sinatra, ma anche da parte di persone di grandissimo momento spirituale, che però a un certo punto si sente superato dalla storia. Ma Stravinsky non vuole appartenere alla storia, tantomeno essere storicizzato, e forse noi oggi non gli faremmo un buon servizio se lo storicizzassimo eccessivamente. Vuole in realtà continuare a creare. A un certo punto lui dice, no? Vi ricordate? Per me la musica è la cosa molto importante, ma comporre musica è ancora più importante della musica. Cioè in sostanza l'attività di compositore come tipica attività creatrice che a un certo punto supera financo l'amore per la materia, il prodotto, il risultato che è la musica stessa.
e vedere come lui riesce, ovviamente questo me lo insegnerete voi, io sono come è noto un dilettante, riesce a far dare alla dodecafonia un'ispirazione, un taglio tipicamente stravinskiano, riesce in sostanza a mantenere un'indipendenza che nemmeno Alban Berger è riuscito a mantenere nei confronti della dodecafonia, riesce a riscoprire in Anton Webern e nei piccoli, brevi, pochi pezzi di Webern, perché anche quelli di Stravinsky in questo mood saranno tutto sommato abbastanza pochi, abbastanza piccoli, abbastanza brevi, un modello, e riesce in qualche modo, non dico a vincere la disputa personalistica, ma certamente a superare in maniera gloriosa la contrapposizione che tanti, Adorno in primo luogo, avevano voluto istituire nei riguardi di Arnold Schoenberg, di cui certo a Stravinsky non mancava la grande ammirazione, ma direi l'ammirazione anche per il teorico dell'armonia, anche per l'intellettuale. Non credo in analoga misura rispetto ad altri per il compositore. Credo che la sua ammirazione fosse molto alta, ma fosse maggiore per altri, e in particolare per Weber. E quindi diciamo che è interessante vedere come una persona anziana, malata anche in certa misura, sia riuscito a non lasciare fino alla fine il palco e ad avere anche in fondo soddisfazioni sostanzialmente analoghe a quelle dei suoi debut, non più rissose come quelle dei Campi Elisi, anzi in un clima pacato, che è proprio il clima di Venezia, di questa Venezia che oggi ci accoglie con una giornata così bella, e il clima delle persone grandi di Venezia, e in particolare merita ricordare Giovanni XXIII, quando era patriarca qui a San Marco, che commissionò a Stravinsky e ascoltò e gradì moltissimo e volle l'autografo. E questa è la storia della musica, anche quella recente, che mi sembra bello che noi si approfondisca, si ricordi, in un momento in cui certamente il rischio della fine della funzione sociale della composizione musicale seria è da tanti anni ormai dietro l'angolo, però si può trovare anche dopo Stravinsky chi è in realtà riuscito, sia pure con minor fortuna, perché aveva forse anche mezzi, non dico intellettuali, ma mezzi sociali più limitati, a continuare in questo tipo di esperienze che legano Stravinsky poi sostanzialmente alle grandi vite nella musica, e penso principalmente a quella di Handel, a cui pure Stravinsky non era insensibile, perché in sostanza nel Reichsprogress vi è tanto di Handel, non fosse altro perché l'addentellato comune erano le incisioni di Hogarth, che sono ciò che di più handeliano si possa trovare. Ecco, ho parlato naturalmente un filo più di quello che desideravo, e certamente molto più di quello che desideravate voi, però il saluto è un saluto cordiale, aperto, a nome di entrambi gli istituti e del presidente, in particolare di quello che ci ospita, il professor Ortalli, che purtroppo non può essere qui, ma forse si collegherà, che essendo uno storico apprezzerà particolarmente il taglio, anche storiografico e non solo musicologico, dei lavori che voi avete avuto la bontà di offrirci e adesso di farci vivere. Grazie. Grazie al professor Consolo. Un